le chiedo un bilancio della partita appena conclusa. Il bilancio, visto il risultato, è un bilancio negativo perché abbiamo subito 2 gol nella prima frazione di gioco, credo che c'è poco da dire, sono molto discutibili le situazioni che si stanno verificando, che si sono verificate durante la partita. Io dico che c'è stato un mio giocatore che è uscito fuori per una caviglia malconcia per un fallo da Tergo e non si è stato pure sanzionato con un calcio con una ammonizione. Il mio giocatore nel calcio di rigore ha preso l'ammonizione, successivamente nel doppio giallo ci può pure stare, ma io credo che ci sia quanto il rigore del San Vito, quanto il nostro rigore sul 2-1. Non mi va di giudicare gli arbitri, però credo che insomma, sia stata dettata da una serie di situazioni, il recupero finale, le cose. Poi diamo merito a San Vito che ha vinto la sua partita, l'ha vinta meritatamente. Penso che noi siamo stati in campo con tutte le difficoltà, siamo stati in partita fino alla fine, dobbiamo solamente capire naturalmente che alcune situazioni li dobbiamo correggere alcuni fattori che in questo momento stanno girando in un'altra direzione, con la calma, con la serenità che è sempre contraddistinto la nostra società e il nostro modo di operare. Quindi mi dispiace, ripeto, perché poi alla fine io credo che i ragazzi hanno dato tutto e penso che meritavano anche il pari. Poi ripeto, le partite vanno in questo modo, poi ne prendiamo atto. D'accordo, le chiedo anche se appunto rispetto al ragazzo che è uscito, Secan, che è uscito già dal primo tempo, se la sua uscita, come ben immagino, abbia condizionato anche abbastanza, diciamo, la gara. Naturalmente Mario è un giocatore su cui noi puntiamo nel piano gara, naturalmente se ne fai a meno deve avere delle alternative, sì, alternativa anche Russo è entrato, diciamo che ha creato delle difficoltà alla squadra avversaria, il calcio di rigore per me era nettissimo quello che era i suoi danni. Però ripeto, naturalmente ci ha pesato, ha pesato di più pure la mancata sanzione dell'ammonizione che non è stata data in quell'occasione. Io mi chiedo quali sono da qualche domenica che assistiamo a delle interpretazioni un pochettino così. Ripeto, ci sono le immagini, si vedono le immagini, c'è stato uno sotto la nostra panchina, anzi al collaboratore di linea, secondo me un fallo da espulsione da parte loro, poi si vede o non si vede, vedo che in questo momento al netto, diciamo, siamo più che al passivo, stiamo pagando dazio e pazienza, ci rimbocchiamo le maniche così come abbiamo sempre fatto.